per ipsum et cum ipso et in ipso. Est tibi Deo Patria Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Quddiem eluf miġbura fi pjazza San Pietru l-Papa Franġisku wassal il-barka tradizzjonali tal-Għid il-Kbir, barka li kienet ikkaratterizzata minn diversi appelli għal paċi. Il-ħadd wara nofsinhar u għamel referenza s-sitwazzjoni fil-Libja billi appella biex it-tixrid tad-demm f'dan il-pajjiż jieqaf. Pace domandiamo per la Libia, affinché si fermi l'assurdo spargimento di sangue in corso e ogni barbara violenza. E quanti hanno a cuore la sorte del Paese si adoperino a favorire la riconciliazione e per edificare una società fraterna che rispetti la dignità della persona. Appellaw wkoll għal paċi f'diversi pajjiżi oħra, fosthom is-Sirja, l-Iraq, in-Niġerja u l-Kenja. Fl-Urbi et Orbi l-Papa fisser kif bil-mewt u l-qawmin tiegħu Ġesu wera li triq għall-glorja hija l-umiltà. Con la sua morte e risurrezione Gesù indica a tutti la via della vita e della felicità. E questa via è l'umiltà, che comporta l'umiliazione. Questa è la strada che conduce alla gloria. Żied li d-dinja tipproponi li nkunu egoisti u naħsbu fina biss, iżda l-Kristjani ġejjin minn żerja differenti. Il mondo propone di imporsi a tutti i costi, di competere, di farsi valere, ma i cristiani, per la grazia di Cristo morto e risorto, sono i germogli di un'altra umanità nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli altri e non essere arroganti, ma disponibili e rispettuosi. Il-Papa qal li dan kollu mhux ġjufija, iżda saħħa. Chi porta dentro di sé la forza di Dio, il suo amore e la sua giustizia non ha bisogno di usare violenza, ma parla e agisce con la forza della verità, della bellezza e dell'amore. Talab ukoll għall-emarġinati, il-foqra, l-immigranti, il-morda u dawk li huma vittmi ta' vjolenza.